Amici bellini, mi sono svegliato tostissimo stamattina e lo so, voi mi avete mandato un po' di dichiarazioni di Lobotka, poi le cose sono rientrate subito, però in generale questo mi dà un gancio per parlarvi di come ci parlano dell'argomento Napoli. Cominciamo? E uno dei modi per dare un pochino più di diffusione alla contronarrazione, al controracconto, è fare i video brevi. Lo so, devo anche costringermi. Do il benvenuto a Salvatore Signorile, do il benvenuto a tutti quelli che si sono iscritti, nonostante io faccia video a volte troppo lunghi. È una mia esigenza mia, la voglia di parlare del Napoli un po' più approfonditamente. Non riesco a concepire video brevi dove dico chi ste scarz, punto, e tutti all'attacco o alla difesa di una dichiarazione mini, e poi non si va nel profondo perché c'è A, c'è B, ma poi ci sono tutto il resto delle lettere dell'alfabeto che, se vai a vedere, si possono combinare per raggiungere una verità che sarà sempre parziale, perché influenzata un po' dai nostri gusti, influenzata dal fatto che le cose cambiano di partita in partita. Quindi vi invito a lasciare un like semplicemente per darmi una mano, e qualora all'interno di video lunghi io riesca a mettere dei concetti più brevi che si possono clippare, feel free, cioè sentitevi liberi di tagliuzzare, di mandarmi fai questa parte qua, di suggerirmi parti piccole, in modo tale che quando poi sui mini social andiamo a condividere sono più fruibili per chi non ha il tempo, nemmeno magari si ha la voglia ma non si ha il tempo di vedere un video lunghissimo fiume dove io prendo tutte le cose, cioè. Oggi oltre alla situazione di Lobotka volevo e ho voluto e ho fatto, e magari adesso ve li allego così come sono, una contronarrazione rispetto a quello che si è detto a Cronache di Spogliatoio ieri Trevisani sulla situazione del Napoli, proprio l'opposto della realtà. E poi vabbè, ho ascoltato Caressa e sono contento che dal suo pulpito arrivi una condanna ferma e serissima e importante sulle simulazioni. La voglia anche del tempo effettivo, questo è un altro paio di maniche. Poi dice una cosa su Lautaro, che è il miglior giocatore in assoluto del campionato. Lì mi razzelo si razzela un pochino il sangue e mi sento di dissentire. Però quello che riguarda noi oggi è la situazione di Lobotka. Spostiamo, la vediamo qua, mi è arrivato ovviamente in privato subito l'allarme, la gente di Lobotka parla chiaro: se Antonio Conte continua così il mio assistito chiederà la cessione. Questo è stato Diretta Calciomercato che l'ha condiviso, mi metterà pressione per andare via. Lo ribatte Calcio Napoli 24: se Stanislas vincesse il suo terzo scudetto sarebbe più facile andarsene, ha già 30 anni, è quasi irrealistico continuare fisicamente così con Conte. Lui sta bene in Italia, ma se Conte dovesse restare non escludo che mi chieda la cessione. Ora però già Calcio Napoli 24 dice qualche settimana fa, a metà ottobre, parlava così, e con tutto Napoli questa cosa può succedere solo in Italia, cioè la gente ha dovuto parlare di nuovo. Conte e Lobotka sono come padre e figlio, c'è un equivoco, ho parlato bene di Conte, ho scherzato sul trasferimento di Lobotka. Con Antonio Conte è dura, ma la mia frase sul futuro era solo una battuta. Questo ovviamente ci porta a una riflessione generale. Voi potete lasciarlo il like, non vi preoccupate. Se è vero che queste dichiarazioni erano magari vecchie, Lobotka non stava nemmeno giocando in quel momento, era anche probabilmente corrisponde con il grande esploit con l'Inter, cioè in quel momento non uscirono quelle cose, chissà perché. Che ci dà munezza la gente, ecco perché. E adesso escono perché si deve andare a rosicare la situazione di Conte, deve avere tutto il problema sotto i piedi. Una riflessione però su quello che potrebbe essere più in generale, molti di voi me l'avete detto anche in privato come ulteriore spunto, l'idea che essendo anche l'anno dei mondiali, qualche giocatore probabilmente ha un po' di reticenza a spingere al 150% in allenamento o in partita. Secondo me non è un'idea peregrina. Ora, al di là di questo fatto di Lobotka che è stata smentita dal suo agente, però in generale potrebbe essere questo la sensazione di malcontento che ha Conte nei confronti del gruppo. Potrebbe vedere qualcuno che si sta mantenendo un attimo la gambetta, e visto che i giocatori sono
non dico che sono come i tifosi, ma sono dei ragazzi, e nel mio caso sono più giovani di me, e sono tranquillamente, poi dipende dalle personalità, ma sono tranquillamente anche loro influenzabili da quello che è un racconto che si sente in giro. Quindi se loro sentono tutti i giorni Conte li sta distruggendo, Conte li sta facendo infortunare, Conte così e così, e può essere pure che qualcuno di loro si è convinto di questa cosa qua e non vogliono spingere per non infortunarsi più. Potrebbero anche avere ragione, vi aggiungo anche questo. Io poi vi ricordo l'altra narrazione: vai Conte, distruggili, questi devono morire, sono tutti contenti, devono morire sotto, e fa la foto della gente col sudore che boccheggia, vai Conte, adesso ti devi calmare e li devi far riposare, va bene, però mettiamo anche in conto che potrebbe essere questo il conquibus, e qualcuno ha parlato anche di un incontro tra senatori e Conte, questo andrebbe verificato, dove forse qualcuno gli ha chiesto: possiamo rallentare un pochino, non ce la facciamo fisicamente a reggere questi ritmi visti gli impegni, torniamo dalla Champions, poi dobbiamo riprendere in campionato, forse non ce la facciamo. Io escludo a priori che sia una questione che poi in campo non dai per costringere Conte a fare quello che vuoi tu, sarebbe una cosa gravissima, però mi spiegherei, ecco, il malcontento di Conte che non riesce più a difendere i propri giocatori e quindi ci mette dentro questo carico da 90. Ora però la cosa sfiziosa è che mentre Trevisani dice delle cose ieri, e vi allego questo mini social all'interno del mini content, mini contenuto, il Napoli è obbligato a giocare questa minestra di 9-1-1 che fa tutte le domeniche, o si può provare a giocare a calcio con i giocatori che ha il Napoli? Perché per me si può giocare a calcio con i giocatori che c'è il Napoli. Questi 9 acquisti facciamoli giocare a calcio. Savic sta giocando perché Meret è infortunato, Beukema ha giocato 6-2 contro il PSV, mi sa che lo vediamo più in là. Gutierrez sta giocando, era ripreso a giocare, Spinazzola è infortunato, Oliveira ha messo da parte, quindi Gutierrez sta giocando a calcio. De Bruyne purtroppo lo vediamo più in là. Elmas sta giocando, Lang o gioca Elmas o gioca Lang in questo momento. Lucca se sta giocando Højlund gioca Højlund. Marianucci direi che deve giocare Rachmani, no? Perché se poi fa giocare Marianucci al posto di Rachmani lo interniamo Conte. Perché il Napoli non può fare per esempio il 4-2-3-1 e mettersi a giocare a pallone? È una cosa così brutta con Lobotka, chissà, con Neres e Politano e Lang e Bectomini sotto punta e un centravanti, una cosa che non si può fare. Come vuoi giocare col 4-2-3-1? È difficile però, perché con la formazione che sta giocando il Napoli in questo momento bisognerebbe fare così. Difficile, però fatto. Penso che è fatto. La formazione che dicevi tu, no? Lobotka chissà, quindi lui si espone un pochino. Gutierrez che può giocare a calcio, gioca a calcio. Oppure qual era l'altra? Il 4-4-2 con McTominay, diciamo, a sinistra, come già era stato provato nell'occasione in cui c'era Kevin De Bruyne. Non può giocare Gutierrez fisso a sinistra, che mi sembra la cosa migliore arrivata dal mercato del Napoli in questa estate. 4-4-2 con McTominay esterno a sinistra. Aspetta. Fatto, che è la stessa che utilizzavamo con De Bruyne e che dicevate no, si perde McTominay con De Bruyne, non si può fare. Fatto. Si può provare qualcosina di diverso per risollevare questa squadra? Bisogna morire di 3-5-2 di questa squadra che difende 9 sotto palla? Non si può provare un'altra cosa? Perché in realtà proprio perché abbiamo provato a fare altro e a essere più offensivi, e quindi abbiamo il record di pali, siamo i terzi per tiri in porta a partita, siamo i terzi per calcio d'angoli a partita e siamo quarti per possesso palla. E dove sta questo 3-5-2 che il Napoli con Conte non ha mai fatto? A me cronache piace molto, a me divertono molto i personaggi e tutte le dinamiche, però quando raccontate il calcio state un po' più attenti, perché poi i tifosi ci credono. Ecco, io vi dico anche che potrebbe, al contrario, potrebbe essere un'idea. Io vi ripeto la mia convinzione che il modulo vale pochissimo. Tutto è questione di principi di gioco, eccetera, eccetera. Però, visto che i giocatori, anche loro, non essendo tutti dei fini tattici, i giocatori, quando gli dici un modulo, anche loro in qualche modo si convincono: stiamo giocando un po' più così, stiamo giocando. È come quando fai la sostituzione che dà un segnale in campo di attaccare, invece una sostituzione conservativa che ti porta ad abbassarti anche se non è quello che è la richiesta. Ma io vi dico, spostandoci, che il 3-5-2
Ora, quando magari torna Lukaku, e dobbiamo vedere quando ritorna, tutti stanno parlando, sta tornando Lukaku, calma, dovrà recuperare, tiene un'età anche lui, un motore importante, ci vorrà del tempo, calma. Però io vi dico addirittura, visto che è proprio falso che il Napoli ha fatto il 3-5-2 finora difendendosi, è proprio il contrario, potrebbe essere proprio il contrario. Cioè, se Conte vede una situazione scatafasciata come quella da cui venivamo dal 10° posto, lui potrebbe anche decidere: qua dobbiamo riprendere a essere impermeabili, non posso sopportare che prendiamo anche gol quando non lo facciamo, chiudiamo tutto e poi ci riversiamo in avanti, che poi è quello che abbiamo fatto all'inizio, l'anno scorso. Qual è il problema principale di questo momento storico? È la fascia destra che non sta funzionando alla grande, Di Lorenzo, Politano, stanchissimi. Con questo cambio di modulo, con questo cambio di sistema di gioco, senza cambiare i principi, la voglia di essere anche dominante, di avere il possesso palla, il 3-5-2 che faceva Inzaghi era di dominio, quindi si può fare. Deve passare però questo cambio di cultura, di filosofia, che il modulo non detta quello che è il piano gara. Con questo sistema, senza Di Lorenzo Braccetto però, Rachmani Braccetto così come aveva cominciato con il Verona, Buongiorno difensore centrale così come Dio intende, Juan Jesus che dà una mano lì da braccetto senza essere il centrale, che però dà una mano anche in fase di impostazione. In panchina c'hai Marianucci, c'hai Beukema e Olivera, che riprenderesti come possibile braccetto di riserva, non in attacco, non centrale, braccetto perfetto. Miguel libero di andare fino in fondo. Il quinto, Miguel, Di Marco, Spinazzola dall'altra parte, se dovesse recuperare speriamo in fretta, perché ha la possibilità, ambidestro, va fino in fondo e può mettere dei cross. Spinazzola, perfetto. Il centrocampo che cambia pochissimo, perché Lobotka, Anghissà e McTominay possono essere quei tre di centrocampo anche in questo modulo. Al posto di McTominay ti puoi giocare Elmas, aspettando ovviamente De Bruyne. Quando torna Gilmour può fare sia il vice Lobotka sia il vice Anghissà. Questi ci abbiamo, anche Vergara te lo puoi giocare in queste rotazioni. E in questo momento Højlund che prova a fare quel lavoro che Lukaku che sta cominciando a farlo bene e ti dà anche profondità, e un Neres che gli gira intorno, in questo momento mi sembra il più adatto per girargli intorno e dare una mano anche negli scambi veloci, che è stato il suo pregio nella partita contro l'Inter. Vedete che c'è una logica in questa situazione come caratteristiche, e lo può fare benissimo. Ovviamente se vuoi l'attacco più pesante puoi aggiungere Lucca ad Højlund, e perché no, quindi uno che può andare in profondità, l'altro che può fare delle sponde. E dalla panchina il Lang te lo puoi giocare più sottopunta, lo stesso Elmas te lo puoi giocare più sottopunta, senza avere quelle ali che in questo momento non stanno funzionando tantissimo, e l'ampiezza te la fai garantire dai quinti. Questo sempre premesso che per me non è una questione di modulo, ma questa è un'idea, proprio il contrario di quello che ci dice. Sembra quasi che sai, poco. Allora, che ci dice Trevisano, il Napoli gioca 3-5-2, basta. Il Napoli non ha mai giocato 3-5-2, anzi col 3-5-2 si potrebbe addirittura migliorare se lo fai bene, secondo me. Quindi no, Perrone mi ha fatto vedere un'immagine nella sua mente che è più che plausibile, perché adesso ho fatto partire il dissing contro Cronache e contemporaneamente io non è che me la prendo con loro, me la prendo nello specifico con chi o si è visto le partite in maniera un pochino superficiale, o te la sei vista e te la sei scordata, o quando parti a fiume a dire una cosa perché vuoi dire quella cosa ci metti dentro dei dettagli inesatti proprio per portare avanti un discorso che tieni già in testa. Contemporaneamente io adoro le analisi, mi ci ritrovo in quelle di Stefano Ferré, mi ci ritrovo tantissimo in quelle di Andrea Marinozzi, quindi non è il problema non è Cronache, il problema è singolarmente chi vuole dire una cosa e che ne vuole dire un'altra, chi vuole essere milionario, insomma. Quindi vi lascio al dissing con Caressa e vi do un bacio da New York. Valerio Fluido è tutto. Conta che Lautaro rimanga l'attaccante più forte che abbiamo in Italia, forse il giocatore più forte che abbiamo in Italia in assoluto, e quindi
Se fa gol e non faceva gol, io lo metto in top 11, lo sapete. Io credo che qualsiasi tifoso vorrebbe avere Lautaro come capitano della sua squadra, veramente. Mi ricorda proprio i capitani di un tempo, ecco, Del Piero, Bergomi, mi ricorda questi capitani così, proprio che ti trascinano la squadra, e quindi lui lo voglio sicuramente. Non credo che vogliate anche le analisi degli screenshot della partita precedente, penso che sia preistoria oramai. Però vediamo, voi tenete gli occhi aperti perché i contenuti possono uscire così all'improvviso.